Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Basta copertura, il vescovo di Piazza Armerina deve dimettersi. Parla Antonio, vittima di Don Rugolo, il prete condannato per abusi dopo lo sciopero della messa da parte dei fedeli. La pioggia sporca che fa paura, la ricaduta di una sostanza oleosa preoccupa gli abitanti di Città Giardino, non lontano dal petrolchimico di Priolo. La raffineria parla di sfiaccolamento imprevisto. Sarà interrogato nel pomeriggio nella veste di indagato il capitano del Beiesia nel veliero affondato lunedì scorso a Porticello. Protesta dei detenuti del Pagliarelli di Palermo, sono saliti sul tetto del carcere per tutta la notte per denunciare le ultime perquisizioni. Chi non fa la differenziata a San Cristoforo, buona parte del quartiere di Catania è invaso da montagne di rifiuti e discariche abusive. Da riposto a New York per danzare, il sogno americano di Stefania, selezionata fra insegnanti di tutto il mondo per un corso esclusivo all'Accademia di Manhattan. Calcio, Serie B, stasera turno infrasettimanale con il Palermo di Scena a Cremona. Rosanero costretto a invertire la rotta dopo 2 sconfitte consecutive. E in Serie C pari in extremis per il Trapani che acciuffa il Foggia in pieno recupero. Per il calciomercato ultimi frenetici giorni di trattative. All'indomani dello sciopero della messa che ha coinvolto decine di fedeli ad Enna, parla Antonio Messina, il giovane che fu vittima degli abusi di Don Rugolo. Basta coperture, dice il vescovo, si dimetta. Lo ha sentito Gerry Italia. La vicenda legata al caso Rugolo, che ha visto il sacerdote ennese condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori, sta scuotendo profondamente la comunità ennese. Dopo lo sciopero della messa che ha coinvolto decine di fedeli, torna a parlare anche Antonio Messina, il giovane archeologo che di Rugolo fu vittima e che commenta così la grande mobilitazione popolare contro i silenzi assordanti della diocesi. Io credo che il movimento di contestazione che si è fatto sentire lo scorso giovedì da parte di credenti e non credenti sia un vero e proprio punto di arriva di una presa di consapevolezza e la forte necessità da parte della comunità locale di prendere una posizione contro le responsabilità del vescovo Gisana e dei sacerdoti che sono stati legati a Rugolo e quindi che hanno contribuito alla copertura degli abusi. Antonio, che all'indomani della sentenza fu il primo a puntare i riflettori sui silenzi del vescovo Rosario Gisana e dell'intera curia, si augura che i segnali di risveglio che arrivano da Enna possano espandersi in altre realtà della diocesi. È importante il segnale che può arrivare da una forma di contestazione pacifica, rispettosa dei luoghi e anche delle funzioni religiose, ma che manda un chiaro segnale che noi non accettiamo in alcun modo che persone coinvolte nelle coperture degli abusi continuino a svolgere tranquillamente nell'indifferenza talvolta generale il loro ministero. Secondo il giovane archeologo è tempo che la diocesi ammetta le proprie responsabilità e che Gisana adesso pensi alle dimissioni. Mi auguro che il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, se ha a cuore la comunità diocesana, liberi la diocesi dalla sua presenza. Credo ormai ingombrante, ma non solo per la mia di persona, ma quantomeno per una comunità che io ritengo essere allo sbando. Il giorno dopo la strana pioggia sporca che è caduta a Città Giardino, vicino a Siracusa, siamo tornati nella frazione a 2 passi dal polo petrolchimico. I residenti sono chiaramente preoccupati per la loro salute. Francesco Aloi. Stiamo rendendo conto che questa industria effettivamente inquina. Siamo consapevoli che abitiamo in un posto che è inquinato e siamo circondati dall'industria. Chi abita vicino al polo petrolchimico non ce la fa più. La strana pioggia caduta nella notte tra domenica e lunedì è soltanto il sintomo più evidente di una zona che qui tutti definiscono inquinata. Che siamo abbastanza stanchi di sentire gli odori che si sentono, le puzze e quello che non si vede. Neanche per il futuro che ci può lasciare questo inquinamento che c'è, perché non se ne può più. Quindi anche voi giovani siete preoccupati? Certo che uno è preoccupato per il futuro. Sopportiamo questa raffineria che ci avvelena, specialmente di notte, quando tutti dormiamo, loro aprono
le valvole. Solitamente accade la notte, ma anche adesso c'è un odore davvero sgradevole, per non dire puzza. Sarà difficile rimuovere queste macchioline marroni, gocce di una strana sostanza cadute a Città Giardino, frazione di Melilli, arrivate anche nella zona nord di Siracusa. Sono stato colpito come tanti altri da questa pioggia, che aspettavamo una pioggia rinfrescante, invece abbiamo subito questa pioggia di non sappiamo di che tipo di materiale olioso, catrame. Goi Energy parla di sfiaccolamento imprevisto e incidentale con il prodotto idrocarburico che sarebbe uscito da una colonna degli impianti sud, ma l'ARPA ha eseguito i campionamenti e la procura ha puntato i riflettori sulla vicenda, caso che è arrivato fino a Roma. Antonio Nicita, senatore del PD, ha depositato un'interrogazione ai ministri Pichetto Fratin, Urso e Schillaci. La situazione che si vive tra Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa, il cosiddetto quadrilatero della morte, diventa sempre più preoccupante. Una cosa vorrei dire ai sindaci del famoso quadrilatero: costituitevi parte civile in un eventuale processo, senza se e senza ma. Sarà interrogato nel pomeriggio il comandante del Beiesian, il veliero di lusso colato a picco lunedì scorso a Porticello. Sono ancora tanti i punti da chiarire e per questo non è stato completato l'elenco dei destinatari degli avvisi di garanzia. Manlio Viola. Sarà nuovamente interrogato nel pomeriggio James Catfield, il comandante neozelandese cinquantenne del Beiesian, già iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi accusatoria di disastro navale e omicidio plurimo colposi. Gli verranno poste nuovamente le domande sulla posizione della deriva mobile della nave, sull'apertura dei portelli laterali, sui tempi in cui è stato lanciato l'allarme e su tutte le azioni compiute nei 32 minuti dall'arrivo del nubifragio all'affondamento del veliero. Nel secondo colloquio, quando il comandante è passato da persona informata sui fatti ad indagato, l'interrogatorio è stato sospeso per l'assenza del difensore. È probabile che oggi Catfield si avvalga però della facoltà di non rispondere. Nessuna decisione è stata invece fino ad ora notificata al secondo ufficiale e al marinaio di guardia quella notte, che potrebbero essere gli altri due indagati di questa vicenda, così come non è stato ancora determinato se gli avvisi di garanzia partiranno anche alla volta dei vertici della società armatrice. Ieri sono stati ascoltati per ore gli altri membri dell'equipaggio, ai quali sono stati restituiti però alla fine i passaporti. Le prime a lasciare la Sicilia saranno probabilmente domani le 3 hostess di bordo che stanno organizzando il rientro in patria. Intanto è arrivata la prima bozza del piano di recupero dell'imbarcazione ad opera dell'armatore. Non ci sono ancora i dettagli, ma si sa che si procederà preliminarmente allo svuotamento dei serbatoi, che contengono ancora 18.000 litri di carburante. L'operazione verrà condotta con pompe idrovore di profondità da una ditta specializzata. Solo dopo aver messo in sicurezza l'area dal pericolo di inquinamento si studierà il modo migliore per recuperare il relitto. Ancora protesta al carcere Pagliarelli di Palermo. 3 detenuti sono rimasti tutta la notte sul tetto dell'istituto penitenziario. Ci racconta tutto Marco Gullà. Proteste, perquisizioni, tensioni. Le carceri palermitane ribollono di rabbia e malcontento da parte dei detenuti. Al carcere Pagliarelli 3 detenuti da ieri all'ora di pranzo sono saliti sul tetto dell'istituto per protesta. Chiedevano di essere trasferiti. Sono carcerati che si trovano nello stesso reparto al centro in questi giorni di perquisizioni da parte degli agenti della polizia penitenziaria alla ricerca di telefoni cellulari. Sono rimasti sul tetto tutta la notte e solo stamattina sono scesi. Sono stati impegnati in queste lunghe ore diversi agenti della polizia penitenziaria che non hanno mai perso di vista i 3 detenuti. Nei giorni scorsi invece una cinquantina di carcerati hanno protestato per alcune ore nel cuore della notte, sempre nello stesso reparto dopo una perquisizione. Celle sovraffollate che diventano bombe ad orologeria a causa anche del forte caldo, scenario identico anche a Lucciardone, dove ieri c'è stata la visita del deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. C'è una sezione problematica, la nona sezione, dove c'è una tale affluenza di detenuti delle più diverse specie che danno molti problemi. Ancora 2 giorni fa un detenuto ha tentato il suicidio. Umanizzare le carceri significa costruirle, ma significa ristrutturarle come è stato fatto a Lucciardone con alcuni padiglioni. Altro problema, la mancanza di personale che aggrava una situazione già incandescente.
Nel Ragusano è caccia agli autori di una rapina all'ufficio postale di Roccazzo, una frazione di Chiaramonte Gulfi, che all'alba hanno sfondato una parete manovrando un escavatore e portando via a braccia la cassaforte, visto che il braccio della gru si era rotto. I malviventi durante il colpo hanno minacciato con le armi i gestori di un bar, intimando loro di non utilizzare cellulari e di non filmare la rapina. Torniamo a Catania, dove a San Cristoforo buona parte del quartiere è invaso da montagne di rifiuti e discariche abusive. I residenti accusano chi non fa la differenziata, ma in molti casi c'è anche chi viene da fuori e la lancia al volo. Simona Mazzona. Catania città dei controsensi. Se questo è il comune dove si paga la tassa sui rifiuti più cara d'Italia, però è anche quello dove su interi quartieri la sporcizia campeggia indisturbata. Ecco cosa accade in quartieri come San Cristoforo, alle spalle di via Plebiscito, zona via del Principe e traverse limitrofe. Se proprio via del Principe è stata ripulita dagli operai Gemma in mattinata, perché le altre strade come via del Faro, che la intersecano, sono in queste condizioni? Questa è via Vivaio, interamente ricoperta di sacchi di spazzatura. Le auto passano a stento. Non si passa, stiamo fedendo a Catania. Il quartiere è diviso a metà, raccontano alcuni residenti, tra chi fa la raccolta differenziata e chi invece contribuisce ad alimentare le discariche abusive. Metà facciamo la differenziata che se la portano a mattino e metà no. E la zona è invasa da topi e da ogni tipo di insetto. Mio figlio di 2 anni è stato morso da un insetto all'orbita dell'occhio e siamo stati in ospedale, pronto soccorso. I residenti chiedono che venga installato un sistema di videosorveglianza in tutta la zona, visto che molte auto e furgoni di passaggio scaricano rifiuti, anche al volo. Non è che siamo noi che buttiamo la spazzatura qua, c'è magari gente fuori zona dove non la buttano più, dove abitano loro la portano qua. Questa persona racconta che non si vedono più gatti in giro, hanno paura dei topi. Siamo pieni di topi, pienissimi. Qua la notte passano le macchine, aprono il finestrino, e buttano. Là l'abbiamo pulito noi, in quell'angolo là. I topi a tempesta. Veleno non sappiamo quando ne abbiamo buttato, abbandonati dal comune, non buttano veleno, non fanno disinfettazione, niente. Non sono soltanto i forestieri che scaricano rifiuti. Un operaio di un immobile dove vi sono lavori in corso ha atteso che spegnessimo le telecamere per gettare questo sacchetto colmo di materiale di risulta. Buone notizie per chi in questi giorni si sposta in auto per lasciare le località di villeggiatura. Il prezzo dei carburanti continua a scendere rispetto all'estate del 2023. La benzina self ha raggiunto i minimi dal 30 gennaio e a 1,811 euro al litro. Il diesel, sempre self, è venduto invece a 1,686 euro al litro, dati forniti dall'Osservatorio Prezzi del Ministero. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. 30 murales dislocati tra il centro e la periferia di Ragusa hanno trasformato la città in un museo a cielo aperto. Veronica Barbarino. Figurazioni fantastiche, scene cariche di romanticismo, figure stilizzate e surreali sorprendono sia il cittadino che il viaggiatore ad ogni angolo. 30 murales, vere e proprie opere d'arte di grandi dimensioni, colorano la città di Ragusa rendendola ancora più accattivante da visitare e da esplorare. Il capoluogo Ibleo per 5 edizioni è stato protagonista di festival, rassegna internazionale itinerante di arte pubblica che negli anni e nel rispetto di spazi collettivi e identità locali ha trasformato la città in un museo a cielo aperto e meta di riferimento per gli appassionati di street art. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno cambiato volto a diversi scorci della città e opera dopo opera ridato vita a piazze anonime e palazzine stanche. Il tutto con metodo e pensiero, lavorando sui muri come fossero immense pagine bianche, piani di scrittura e di immaginazione. Una donna che è intenta a pulire una vetrata, nel riflesso del proprio sguardo sembra riscoprire se stessa. Una mamma che allatta al seno un neonato, simbolo di accoglienza. Un righello per misurare le nuvole e altro ancora ridisegnano il tessuto urbano e tracciano una nuova mappa di bellezza sul territorio. Vi raccontiamo adesso il sogno americano di Stefania, fra le 12 insegnanti di danza selezionate in tutto il mondo per essere ammessa ad un'accademia di New York. L'ha incontrata al riposto Tonino De Mana.
in punta di piedi, da riposto a New York, passando per Roma, Milano e Londra. Il sogno americano di Stefania Previtera, danzatrice e insegnante di danza contemporanea, è arrivato dritto a Manhattan con un corso esclusivo e selettivo al Merce Cunningham Trust. In 12, provenienti da tutto il mondo, hanno varcato i cancelli degli studios americani, un prestigioso riconoscimento per Stefania, nata e cresciuta nello stesso paese di Franco Battiato. Passione, sacrifici e rinunce e un solo obiettivo: danzare e insegnare l'arte della danza. Ho avuto un contatto diretto con chi ha danzato per lui, quindi sono riuscita anche ad ascoltare i loro racconti, a vivere l'emozione di chi ha conosciuto Merce, quindi è stato incredibile. Eravamo 12 da tutto il mondo, quindi Stati Uniti, Barbados, Australia, anche dall'India, e poi 2 italiane, solo 3 europee, e tra queste 3 c'ero io. L'arte con la A maiuscola, è spesso detto, è nomade. Tu ti senti nomade? Mi sento nomade, sì, ma come vedete poi torno sempre a casa. Incontro non casuale in piazza Arcidiacono, dedicata all'indimenticato cantautore, dove Stefania ha concentrato il suo mondo o il suo centro di gravità permanente. Franco è stato per tutti noi un personaggio importantissimo, lo è tuttora, si respira per le strade di Riposto la sua musica, la sua arte, e quindi sono felicissima da ripostese di continuare questa strada artistica. Un passo della sua canzone dice: voglio vederti danzare, non è che si riferiva a te? E chi lo sa, magari sì. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo con la pagina sportiva perché stasera il Palermo torna in campo, mentre per le altre sono giorni frenetici di calciomercato. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dalla Serie B perché stasera c'è il turno infrasettimanale con il Palermo di scena a Cremona che cerca di invertire la rotta. Marco Gullà. Un inizio così negativo in campionato dopo la vittoria a Parma in Coppa Italia era quantomeno difficile da pronosticare. Il Palermo in 2 trasferte, Brescia e Pisa, ha fatto notevoli passi indietro, non collezionando nemmeno un punto e neanche un gol all'attivo. Stasera si torna in campo nel terzo turno di B, Rosanero allo Zini contro la Cremonese, un'altra trasferta per permettere di proseguire i lavori di manutenzione al Barbera, un'altra gara dal coefficiente di difficoltà molto alto. I grigiorossi, seppur non abbiano iniziato col botto, sono comunque solidi e candidati alla promozione. Questo è quello che vogliamo, giocare subito. Quando il risultato non è positivo, la cosa migliore è preparare, pensare subito a una partita successiva e che ti dà l'occasione di riscattarti. Poi, come ho già detto in conferenza post partita, l'allenatore in certi aspetti deve scindere prestazione e risultato, però se fai prestazione devi raggiungere anche il risultato, perché col Pisa non posso dire che la prestazione sia stata negativa, il risultato è stato molto negativo, è stata una conseguenza di alcuni errori abbastanza importanti che non ci hanno permesso di raggiungere il risultato. E stasera Dionisi dovrebbe cambiare qualcosa. In difesa non ci sarà né Del Ciauro, infortunato. Al suo posto dovrebbe esserci Ceccaroni. In avanti potrebbe scattare la titolarità per Di Mariano assieme a Brunori e Di Francesco. A centrocampo out Saric, non convocato per scelta tecnica. Da ieri ufficiale l'arrivo del difensore turco Bania dal Trabzonspor. In Serie C c'è il pareggio in extremis del Trapani. Sentiamo Tonino De Mano. 3 pareggi su 3 per le siciliane nella prima giornata del campionato di Serie C. Ad unirsi alla comitiva dell'X ci pensa il Trapani, che nel posticipo acciuffa il Foggia all'ultimo respiro. Allo Zaccheria finisce 2-2 ed è comunque un punto che soddisfa la formazione isolana. Apre le danze al minuto 23 e Mausso, che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per battere Seculin. Si va avanti a fiammate con i pugliesi che cercano il raddoppio, ma che allo scadere della prima frazione vengono ripresi da Canutè, ben assistito da Caric. All'inizio del secondo tempo i padroni di casa tornano in vantaggio con un autogol di Sabatino che si ritrova addosso il pallone dopo una respinta di Seculin. Il Trapani non ci sta e si spinge in avanti nel tentativo di pareggiare. L'occasione buona capita al 74esimo sulla testa di Canutè, che però non inquadra la porta, e la porta la inquadra, e come proprio all'ultimo assalto Facundo Lescano, che sigla la rete del definitivo 2-2 che fa esplodere di gioia la panchina ospite e non solo.
4 giorni alla chiusura del calciomercato per le siciliane è corsa alla conclusione di alcune operazioni. Francesco Triolo. Gli ultimi 4 frenetici giorni di calciomercato, soprattutto in Serie C, per chi deve fare quadrare i conti tra entrate ed uscite deve sfoltire un organico fin troppo lungo. Il caso è quello del Catania, dove il direttore sportivo Daniele Faggiano deve operare almeno 8 operazioni in uscita, poco meno in entrata. Alcuni affari sono solo da annunciare, come Bualla Carrarese per Raimo, oppure Cianci alla Ternana, con un'uscita in prestito ed obbligo di riscatto in caso di promozione in B. Un altro accordo solo da ratificare è quello di Curado all'Ascoli. Poi si potranno tesserare giocatori, alcuni come Lunetta e Guglielmotti che attendono da quasi un mese. Jimenez e Montalto sono già a Catania da giorni, ma serve almeno un altro attaccante, uno da maglia titolare sino a venerdì. La caccia è su quel profilo. A Trapani battuta la concorrenza di Perugia, Ternana e Benevento per Luigi Silvestri, il difensore palermitano ex Cesena dovrebbe firmare giovedì ed aggregarsi ai nuovi compagni. Per la difesa, la società del presidente Antonini si è fiondata anche su Patrick Enrici, difensore centrale del Taranto, che sembrava ormai ad un passo dall'Avellino. Trattativa frenata dalla richiesta dei pugliesi che non accettano contropartite tecniche. Sono 2 invece i movimenti attesi in casa Messina, entrambi over, uno a coprire il buco, anche d'esperienza nello spogliatoio lasciato dall'addio di Domenico Franco che ha preferito accasarsi al Picerno, ed un altro è il reparto offensivo dove nonostante la doppietta e la buona prestazione contro il Potenza, il solo Anatriello non può bastare. Da decidere chi uscirà tra i giovani che non avranno posto nella lista dei 23. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.